Vicegovernatore, oggi siamo qui al centro vaccinale di Manzano, sarà aperto da oggi a sabato, quali sono i numeri? Beh, una previsione di 4.500 persone con diverse tipologie di vaccini e anche di diverse categorie d'età. Questa sarà anche la settimana nella quale apriamo praticamente a tutte le fasce vaccinabili, quindi è una settimana importante e sono numeri importanti anche per quest'area che oggi ha un centro vaccinale a sua disposizione, quindi un altro obiettivo centrato che ci deve far proseguire nel lavoro importante che abbiamo fatto fino ad oggi, che ci consente di dire di aver vaccinato insomma, molte persone. Aspettiamo nel corso della settimana l'esito delle adesioni che ci può portare ad un risultato importante sul quale non dobbiamo fermarci, dobbiamo proseguire, quindi credo che la prossima tappa sarà cominciare a entrare nella prossimità, quindi andare incontro alle persone facendo venire meno quelle che è il grande sforzo degli hub che stanno raggiungendo la capacità di vaccinazione di massa che avevamo programmato. Noi siamo una delle 3 regioni che è entrata in zona bianca, è comunque importante non abbassare la guardia, lei l'ha detto tante volte. Non è un liberi tutti, questa esperienza purtroppo non è finita, fortunatamente riusciamo ad avere, grazie al lavoro di tanti, condizioni per ritornare verso una vita normale. Per fare questo dobbiamo intanto continuare a mantenere quelle precauzioni che abbiamo imparato nel corso di questo anno e mezzo e soprattutto fare il lavoro che porta le persone che ancora non hanno deciso, e ce n'è diverse, a vaccinarsi, perché questo è l'altro grande pilastro di tutto questo grande lavoro che insieme stiamo facendo.